Buongiorno, Focus Bollettino Colture Erbacee, aggiornamento. Siamo in pieno periodo delle raccolte. Per quanto concerne le micotossine del mais, la problematica delle micotossine del mais, rinnoviamo l'invito a leggere i consigli dei bollettini. Abbiamo potuto appurare come raccogliere precocemente con tutte le attenzioni che sono state elencate nei bollettini consenta effettivamente di ridurre il rischio di elevati contenuti di micotossine nella granella e quindi si può in tal modo preservare la salubrità e il valore della nostra granella. Cimice asiatica. Sono presenti tutti gli stadi di sviluppo negli appezzamenti coltivati e nelle zone naturali. Tuttavia sono prevalenti gli stadi giovanili e gli adulti di seconda generazione, che sono quelli che poi daranno corso allo svernamento. Ormai per la soia non è più necessario fare controlli, se non eventualmente per la soia di secondo raccolto, che potrebbe essere oggetto di presenze apprezzabili sui bordi di adulti che possono recare dei danni. Quindi attenzione ai bordi della soia di secondo raccolto e solo in caso di popolazioni particolarmente rilevanti si potranno considerare eventualmente degli interventi. Ciò vale anche per le altre culture, ormai solo per le raccolte tardive può avere un senso una valutazione per eventuali trattamenti di controllo. Alla prossima!